Si sono svolti ieri presso la chiesa madre di Favara i funerali di Gabriele Vaccaro, ucciso a Pavia. A presiedere le esequie l'arcivescovo Damiano, presente anche il sindaco Palumbo e quello di Pavia Lissia, tanta la gente presente sia in chiesa che fuori. Nella giornata mondiale per la salute e la sicurezza del lavoro, l'INAIL di Agrigento presenta i bandi ISI Sicilia. Consuntivo dei 3 anni di attività del progetto Liberi di Esserci, curato dal Comune di Agrigento in collaborazione con tante associazioni del settore. Luigi Gentile, l'altro candidato del centrodestra che concorrerà alla poltrona di primo cittadino, con l'appoggio delle liste della Lega, DC, Cateno De Luca, Noi Moderati e il sostegno anche dell'ex sindaco Calogero Sodano. Il candidato a sindaco di controcorrente Michele Sodano presenta ieri la lista all'ufficio elettorale di Agrigento, designati anche gli 8 assessori che lo affiancheranno. Sequestro della Guardia di Finanza di Agrigento e Palermo, un patrimonio di 15 milioni di euro a un esponente di spicco della criminalità licatese, controlli della postata in provincia per la sicurezza nella guida. A Licata arrestato un 42enne per una rissa all'interno del pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo Altopasso. Pubblicato il nuovo regolamento idrico da parte dell'AICA per l'approvvigionamento tramite le autobotti. E Alessandra Fiaccabrino, il nuovo direttore della Fondazione del Teatro Pirandello di Agrigento. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi, 28 aprile, martedì. Ieri, lunedì 27 aprile, Favara ha tributato l'ultimo saluto a Gabriele Vaccaro, il giovane favarese di 25 anni ucciso a Pavia nella notte tra sabato 18 e domenica 19. A presiedere le esequie è stato l'arcivescovo metropolita di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano. Tra le autorità presenti figuravano il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, e quello di Pavia, Michele Lissia. Migliaia le persone presenti. Favara ieri pomeriggio si è fermata. Un silenzio irreale, rotto solo dal suono sommesso delle campane e dal pianto di una comunità ferita. La città intera ha osservato il lutto cittadino per dare l'ultimo struggente saluto a Gabriele Vaccaro, il 25enne assassinato a Pavia. Anche la città lombarda ha proclamato il lutto cittadino, Favara e Pavia unite nello stesso dolore per un dramma inspiegabile. Le esequie sono state celebrate nella chiesa madre, la più grande e capiente chiesa di Favara, ma che non è riuscita a contenere la gran moltitudine di persone che hanno voluto rendere l'estremo saluto a Gabriele. Per consentire a tutti di seguire il rito funebre sono stati collocati degli altoparlanti sul sagrato e sulla piazza antistante, stracolmi fino all'inverosimile, dove ogni volto raccontava incredulità e dolore. La concelebrazione è stata presieduta dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano insieme all'arciprete Don Nino Gulli e a tutti i parroci di Favara. Presenti le massime autorità civili e militari, il sindaco di Favara Antonio Palumbo, accanto a lui quello di Pavia Michele Lissia, città anch'essa profondamente colpita, con loro numerosi sindaci e le massime autorità della provincia, uniti in un cordoglio sincero e partecipe. Particolarmente toccante la presenza degli ex compagni della scuola calcio e delle altre squadre non solo di Favara cui Gabriele aveva giocato. Giovani volti segnati dalle lacrime, amici di una vita che hanno voluto esserci in silenzio per accompagnarlo in quest'ultimo viaggio. Durante l'omelia l'arcivescovo Damiano, con la voce interrotta più volte dalla commozione, ha evidenziato il dolore che sembra non trovare parole, ricordando quanto sia insopportabile la perdita di una giovane vita. Ha ripercorso il brano del Vangelo che parla dei discepoli di Emmaus, ha lanciato un forte appello contro ogni forma di violenza, invitando tutti a scegliere la strada del rispetto e dell'umanità. Parole che hanno attraversato la folla, unite al messaggio di vicinanza delle comunità di Favara e Pavia alla famiglia, oggi più che mai unite nello stesso lutto. Assoluta commozione quando la fidanzata Roberta ha letto la sua lettera a Gabriele, non una lettera di addio ma di arrivederci.
Un colpo di fulmine, un amore infinito e indissolubile. Grazie Gabriele, so che continuerai a guidarmi, ha detto, e a darmi forza per continuare in una vita che non sarà più la stessa. Ad esprimere il cordoglio di tutta la città, il sindaco Antonio Palumbo. La comunità di Favara, ha detto, e quella di Pavia sono strette attorno a voi. All'uscita del feretro un lungo e intenso applauso si è levato tra le lacrime. In cielo si sono levati decine di palloncini bianchi, altri a forma di una coroncina del rosario. Poi il corteo lento e silenzioso ha attraversato la città fino al cimitero di Piana Traversa, dove Gabriele troverà sepoltura. Ma sentiamo le parole del sindaco di Favara, Palumbo, e quello di Pavia, Lissia. Due città, due comunità, un unico dolore per Gabriele. Sì, le nostre due comunità sono state unite, si è dimostrato subito nella fiaccolata, ma anche e soprattutto quando sono stato a Pavia. La vicinanza dei pavesi, ma anche di tutti i nostri concittadini che stanno in Lombardia, è stata veramente di aiuto e di supporto alla famiglia. Ci ha aiutati ad andare avanti in questi giorni e le due comunità si sono strette e hanno dimostrato un affetto che sicuramente Gabriele meritava. Una commozione enorme, lo hanno dimostrato anche le tue parole, e anche l'arcivescovo, quando ha fatto l'omelia, si è fermato più volte con la voce strozzata. Sì, non è semplice, lo dico ogni volta, purtroppo abbiamo subito tantissime tragedie, ogni volta un pezzo del mio cuore, ma del cuore della nostra comunità che va via, però ogni volta sappiamo reagire, sappiamo rialzarci, non dimenticando i ragazzi che sono andati via e sapendoci stringere attorno alla famiglia. Resta solo il dolore, resta l'amarezza, ma adesso chiediamo sicuramente giustizia. Ma non ci sono parole per descrivere il dolore per la perdita di un ragazzo così, che poi dalle testimonianze di chi lo conosceva, un ragazzo vitale, serio, che metteva allegria, che col suo sorriso irradiava un po' anche la vita degli amici, della famiglia. Per noi è stato un grande dolore e vedo, lo si sente proprio nell'aria, che è stata una perdita incredibile per la comunità di Favara. Io volevo solo essere qua per testimoniare la vicinanza e il cordoglio che la comunità di Pavia vuole trasmettere alla comunità di Favara, perché Pavia ha perso un figlio, ha perso una persona che è venuta a Pavia per lavorare, per fare qualcosa di nobile. Questo non è accettabile. Volevo solo che sentisse un po' la vicinanza, nessuno ci è restituito da Gabriele, ma speriamo di seguire il suo esempio, che è stato sempre quello di supportare gli altri, dalle testimonianze che ho sentito oggi, di essere un supporto lui per gli altri. Noi vogliamo essere oggi per lui, per noi, per la famiglia e per la comunità di Favara. Sì, è un grande dolore che ahimè si iscrive in un susseguirsi di gesti violenti, incomprensibili e inaspettati, che ci rivela, ecco, una vita sociale ripiegata su se stessa, dove i momenti di violenza fioriscono improvvisi, senza ragioni apparenti, e ahimè ma non dovremmo mai essere abituati a questa teoria di notizie quasi giornaliere e disarmanti. Oggi noi ancora una volta, ed è il caso di dirlo qui a Favara, ancora una volta siamo qui per parlare della vita piena, siamo ancora qui a parlare tra la morte di resurrezione e di vita nuova. E nell'ambito della giornata mondiale per la salute e la sicurezza del lavoro, presentati stamani nuovi bandi dell'avviso pubblico ISI 2025 per la Sicilia presso la sala convegni di Sicindustria, l'evento organizzato dalla sede provinciale dell'INAIL di Agrigento. Le interviste. Dottore Buscemi, oggi un interessante convegno per spiegare alcuni bandi sulla sicurezza del lavoro qui presso la sede del Confidi di Agrigento. Ecco, noi ringraziamo il Confidi di Sicindustria che hanno ospitato questa iniziativa, è già il terzo anno che ci ospitano ed è l'occasione per sensibilizzare le aziende e i lavoratori sulla possibilità di avere dei benefici nell'innovazione per la sicurezza. La sicurezza del lavoro purtroppo è un tema
che dobbiamo trattare, ricordarci sempre e ricordare ai lavoratori e alle aziende, perché in qualche modo dobbiamo cercare di ridurre questi infortuni, queste malattie professionali che in qualche modo vediamo che stanno crescendo leggermente, ma crescono, invece che dobbiamo attivare una tensione comune, collettiva, come stiamo facendo con questo evento oggi, tutti i rappresentanti sindacali, associazioni, istituzioni, che in qualche modo vogliono collaborare a ridurre il numero degli infortuni. Questo è il nostro scopo. Quindi siamo qua con il presidente del COCOPRO, dell'INAIL, che rappresenta tutte le organizzazioni, gli enti che collaborano su questo tema, e in qualche modo proviamo a sensibilizzare. Quest'anno abbiamo raggiunto un grosso risultato. Abbiamo incrementato del 50% le aziende che hanno avuto una approvazione del bando ISI, quindi significa che aziende che investono 10, 20, 60 mila euro, 200 mila euro per la sicurezza e l'innovazione della sicurezza. Questo è un fattore critico di successo che dobbiamo tenere conto e in qualche modo diffondere a tutte le aziende del territorio, perché se vogliamo essere competitivi in Europa dobbiamo in qualche modo sfruttare questi finanziamenti e crescere nell'innovazione per la sicurezza. Di fatto quali sono i benefici che le aziende possono Allora, ci sono utilizzare? tanti benefici che le aziende potrebbero utilizzare. Oggi tengo a precisare che è una nobile iniziativa promossa da INAIL, che per il terzo anno consecutivo dà inizio a questi bando ISI, perché servono a un duplice significato, quello di non fare perdere risorse alla nostra provincia e cercare di sensibilizzare quello che è il tema della sicurezza, che ancora non viene recepito, tant'è che c'è uno slogan, quello di 3 morti al giorno, che c'è la tendenza, dice che siamo arrivati già a 3,5, 4, quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. Il bando ISI serve anche a garantire qualche gettone di sicurezza in più. Ci sono tematiche e problematiche, anzi drammi sociali e ambientali, che sono quelle dell'amianto. Anche quest'anno nel bando ISI è compreso quello dell'amianto per un massimo di 130.000 euro ad impresa, se non erro, un contributo a fondo perduto del 65%, di cui molti potrebbero approfittare di questa occasione. Ecco, l'INAIL è sempre attenta a ciò che sono le tematiche degli infortuni sul mondo del lavoro, ma le chiedo, ecco, si fa abbastanza, le aziende fanno abbastanza? In provincia spesso purtroppo siamo costretti a dare notizie negative. Ecco, in questo senso voi cosa fate, direttore? Noi proviamo, ripeto, insieme a tutti gli enti che hanno aderito a questa iniziativa, a promuovere i nostri servizi, a ricordare ai cittadini che c'è un'esigenza di sicurezza, alle aziende di ricordare che la sicurezza non è un costo, ma è un investimento per l'innovazione e per il futuro e per la salute dei nostri lavoratori, per il benessere dell'azienda. Oggi siamo nella giornata mondiale per la sicurezza dei luoghi di lavoro. Oggi si commemora questo e quest'anno l'IOL ha voluto dedicare questa al benessere psicosociale. Il benessere psicosociale del lavoratore si conquista anche con attrezzature adeguate, con sicurezza nella gestione aziendale, con formazione, con informazione. Quindi tutto questo lo dobbiamo ricordare, perché certe volte viene sia dal lavoratore ma anche dalle aziende dato per scontato, e non dobbiamo darlo per scontato, perché ne vale la vita dei lavoratori. Intanto è la giornata nazionale per la sicurezza e la salute, è la giornata mondiale. Questo bando che viene promosso oggi in Confindustria con la collaborazione con l'INAIL per il 4º anno consecutivo deve essere focalizzato. Non è un bando per acquistare macchinari, è un bando che è finalizzato all'aumento della sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso l'acquisto di nuovi macchinari. Abbiamo in Italia circa 597.000 infortuni l'anno, 1.093 morti l'anno, ed è una cosa che non possiamo assolutamente accettare, quindi è totalmente inaccettabile come politica. Abbiamo il dovere di insistere, il dovere di ridurre questo numero che è esorbitante di decessi, per cui ogni risultato che va conseguito è un risultato collettivo, è un risultato importante sul quale dobbiamo continuare ad operare in maniera collegiale. Anche l'ASP è presente a questa iniziativa? Sì, l'ASP è presente anche perché
è l'occasione per lanciare una campagna di sensibilizzazione d'accordo con INAIL sugli incidenti sul lavoro. È una campagna di sensibilizzazione che è rivolta a tutti, ai luoghi di lavoro, è rivolta agli imprenditori, ma è rivolta anche ai lavoratori e anche alle scuole, perché pensiamo che soltanto con un cambio culturale, questo vale sia in sanità ma anche nella sicurezza nei cantieri, nella sicurezza negli ambienti di lavoro agricoli, si possa ridurre questa dramma che è quello degli incidenti sul lavoro, che poi non hanno solo un risvolto, diciamo, di tipo umano, ma anche un risvolto di tipo sociale, perché i costi degli infortuni poi gravano su tutta la società. Presente all'iniziativa dell'INAIL anche l'ESIA CPT di Agrigento, ente di formazione professionale nel settore edile. Abbiamo intervistato il presidente Enzo Di Maria. L'ESIA CPT, un importante ente di formazione professionale ad Agrigento, svolge un ruolo determinante, in particolare nel settore dell'edilizia. Siamo con il neo presidente. Buongiorno, noi cerchiamo di divulgare la cultura della sicurezza. Abbiamo già organizzato, diciamo, parecchi corsi per gli dipendenti, per gli operai del settore, in modo che riescano, diciamo, quantomeno a ridurre i rischi della, come dire, rischi delle cadute o quant'altro. Del settore edile, sì. Voi fate anche dei corsi di formazione in questo senso e avete deciso di essere presenti oggi a questa iniziativa. Sì, diciamo che siamo sempre presenti nel territorio, ovunque, diciamo, occorre, si inizia un cantiere, siamo con l'assistenza della CPT a organizzare e informare i vari, diciamo, dipendenti che ci sono nel settore. Anche se, diciamo, oggi troviamo un po' di difficoltà perché la cultura ad oggi ancora non è, iniziando dai lavoratori e anche da determinate imprese improvvisate, che non capiscono effettivamente qual è l'importanza della sicurezza e della prevenzione più che altro. E stiamo cercando di poter convincere e divulgare il più possibile tutte le norme che si sono, diciamo, subentrate negli ultimi anni. Ecco, voi avviate anche chi non è esperto nel settore ai lavori proprio di edilizia, muratori e quant'altro serve, che purtroppo, diciamo, c'è una forte richiesta, no, Presidente? Sì, oggi, diciamo, negli ultimi anni con i lavori PNRR effettivamente i lavori sono tantissimi e gli operai sono pochi. Non solo pochi, ma tra le altre cose mancano gli specializzati, come si suol dire. Quindi tant'è vero che diverse imprese, iniziando da quella mia, abbiamo, diciamo, extracomunitari che effettivamente si sono adeguati al lavoro edile che abbiamo noi qua in Italia. Consuntivo stamani del progetto Liberi di Esserci, a 3 anni dalla sua attivazione, con lo sportello di ascolto e consulenza al Polo Universitario di Agrigento. Liberi di Esserci, oggi il consuntivo degli anni di attività che avete svolto. Assessore Vullo, un impegno che è durato da tempo e che ora ha raccolto i suoi frutti. Ecco, ci sintetizzi un po' il bilancio di questa attività sociale. 3 anni di attività, di uno sportello di ascolto. Siamo partiti da lontano grazie ad un finanziamento del Ministero delle Pari Opportunità, con un grande lavoro sinergico che ha portato avanti l'ex assessore Roberta Lala, poi continuato da me, insieme all'associazionismo, insieme a quella rete solidale che abbiamo messo in campo per il progetto Liberi di Esserci, uno sportello aperto per tutte le esigenze dei cittadini agrigentini che hanno potuto usufruire e che continuano a usufruirne, perché la volontà è quella di continuare in questo percorso. Oggi facciamo il consuntivo di questi 3 anni insieme all'associazionismo, grazie al consorzio che ci ospita per questo evento, e stiamo cercando di tracciare quello che è il risultato non finale, perché da qui vogliamo partire, ma di quello che è stato questo grandissimo lavoro fatto da professionisti, fatto da esperti, dagli assistenti sociali, e qui insieme con le istituzioni cercheremo di ragionare su percorsi nuovi rispetto al tema. Oggi si chiudono i primi 3 anni di questo lavoro, Libero di Esserci, il progetto che è stato
finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità, un qualcosa di grande. Agrigento c'è, Agrigento ha dato un'ottima risposta, i numeri sono importanti. Io ringrazio prima ancora l'assessore Roberta Lala, che ha iniziato questo progetto assieme al mio assessore Marco Vullo, che ora lui l'ha continuato egregiamente, l'ha portato quindi a buon punto. Siamo quasi al termine quindi dei 3 anni e, come ho detto poco fa, con numeri importanti. Ringrazio anche tutte le associazioni che sono state poi protagoniste e che hanno partecipato fisicamente alla consulenza e a questa tipologia di accoglienza. Agrigento quindi è stata presente in un argomento importante sulla discriminazione e sulla violenza umana, che è il tema di tutti i giorni. Siamo qui nell'aula magna del Consorzio Empero Universitario di Agrigento, abbiamo una grandissima partecipazione sia dal punto di vista delle associazioni, ma anche di tutti i ragazzi che sono stati interessati da questo argomento. Ecco, un bilancio, un consuntivo, ma anche quali sono state le problematiche maggiormente emerse? Allora, la creazione di questo progetto è un'idea brillante per la città, perché Liberi di Esserci è un'attenzione verso verso soggetti sociali che spesso trovano anche difficoltà ad avere anche un inserimento sociale ed essere riconosciuti per la loro specificità di genere. È molto importante, e il fatto che questo progetto ha avuto una sua continuità è già un grandissimo merito. Credo che adesso bisogna fare un salto di qualità, che è quello della gestione. Una gestione che deve essere molto più trasparente rispetto a quella che è stata, un coinvolgimento più attivo e fattivo dei partner di progetto, delle associazioni, per lasciare meno carico all'amministrazione comunale anche dal punto di vista amministrativo e rendere un'amministrazione più efficiente, anche perché i soggetti sono soggetti del terzo settore iscritti al RUNDS, al Registro Nazionale, e che assicurano quindi una gestione di trasparenza e di efficienza. Tra i candidati a sindaco al comune di Agrigento c'è anche l'onorevole Luigi Gentile, sorretto dalle liste della Lega, della DC, dal Movimento di Cateno De Luca e da Noi Moderati di Saverio Romano e varie liste civiche. L'intervista a Luigi Gentile del collega Davide Sardo. Alle elezioni il centrodestra si presenta diviso. Cosa non ha funzionato secondo lei? Non ha funzionato il metodo che hanno utilizzato per la scelta del candidato. Noi abbiamo una visione diversa, siamo per il dialogo. Dall'altra parte hanno scelto invece di fare una candidatura padronale e questo noi non l'abbiamo condiviso. Onorevole, perché il centrodestra dovrebbe scegliere lei e non Alonge? Perché io sono la persona giusta per far ripartire immediatamente questa città, senza condizionamenti, con grande impegno, con grande professionalità, con grande esperienza. Questo è il mio obiettivo, è un obiettivo che porterò avanti affinché si possano risolvere veramente i problemi della città, non solo individuare i problemi, ma risolverli con grande determinazione. Perché questa discontinuità con il duopolio? Discontinuità, certo, discontinuità perché io sono un uomo libero, sono un uomo che non è stato designato dall'onorevole destino, quindi la libertà totale e il nostro obiettivo è quello di cambiare aria. Questa città ha bisogno di cambiare aria, non ha bisogno della solita politica, una politica becera, una politica che non fa bene per la nostra città. Quali sono i punti salienti del suo programma elettorale? Pulizia, igiene della città, rivitalizzazione del centro storico, parcheggi e tutto quello che serve per far ripartire questa nostra città che in questo momento sta attraversando un momento molto difficile. Ma nello stesso tempo cercherò di guardare bene i conti di bilancio e mettere a posto il bilancio comunale. Dopo il voto pensa di ricucire con l'altra parte del centrodestra? Ricucire è una parola forte perché credo che il centrodestra deve essere rifondato, ma il mio interesse è ricucire con la città, quindi io sarò il sindaco di tutta la città di Agrigento, destra-sinistra, io lavorerò solo e esclusivamente nell'interesse della città. E in merito proprio alle elezioni che si svolgeranno ad Agrigento, l'ex sindaco e già senatore Lillo Sodano condivide il progetto del candidato
Luigi Gentile. È concreto e di prospettiva. Sarò al suo fianco e il suo appello nei miei confronti esprime una volontà politica seria e costruttiva. Il servizio. In merito alle prossime elezioni di Agrigento, l'ex sindaco e già senatore Lillo Sodano condivide il progetto del candidato a sindaco Luigi Gentile, affermando: è concreto e di prospettiva, sarò al suo fianco e il suo appello nei miei confronti esprime una volontà politica seria e costruttiva. Apprezzo la determinazione con la quale il candidato a sindaco Gentile sta portando avanti la sua azione con l'obiettivo di creare un'aggregazione ampia e capace di affrontare le sfide della città. Il suo impegno si sta delineando come un progetto serio e di prospettiva, fondato su un programma concreto per lo sviluppo di Agrigento. Per la prima volta in questa campagna elettorale, afferma l'ex sindaco Sodano, ho apprezzato i toni e le idee basate per la sua candidatura. L'appello che mi ha rivolto l'ho trovato lusinghiero e al contempo un segnale di attenzione verso la città, la sua gente, che ha in me un punto di riferimento per un'amministrazione legata al fare e alle risposte concrete. Luigi Gentile è stato già mio assessore, in quel frangente ne ho potuto apprezzare la volontà, la capacità di mettersi al servizio della città e le sue qualità. Per queste ragioni, afferma l'ex sindaco di Agrigento Sodano, ritengo di poter mettere il mio impegno al suo fianco. Credo in una città che possa finalmente rialzare la testa dopo anni senza slancio e senza un progetto amministrativo orientato alla crescita. Attorno a Gentile vedo crescere il consenso, un segnale di connessione con la comunità e di un'opportunità concreta per restituire ad Agrigento la sua straordinaria grandezza e un futuro di sviluppo. Agrigento, conclude l'ex sindaco Sodano, merita di più di quello che ha avuto e questa è l'occasione per restituirglielo. E il candidato sindaco di Agrigento Michele Sodano e il leader del movimento politico siciliano, nonché deputato regionale Ismaele Lavardera, hanno depositato ieri la lista di controcorrenti, presenti anche gli avvocati Giovanni Cross e Giuseppe Danile. Sodano potrà contare anche sul convegno del Partito Democratico e Italia Viva. Gli assessori designati sono Giovanni Cross, Eleonora Sciortino, Giuseppe Riccobene, Filippo Bracco, Irene Fucà, Roberta Lala, Elvira Mangione e Dario Cipolla. Controcorrente si presenta così per la prima volta nella sua storia in un capoluogo di provincia. Abbiamo depositato la lista nelle mani del segretario generale del comune di Agrigento. Lo fa con una squadra straordinaria e con un proprio candidato sindaco, Michele Sodano, ha dichiarato Lavardera. Siamo consapevoli di esserci ficcati in una sfida titanica, quasi impossibile. Da Agrigento, afferma Lavardera, partirà l'inizio di una nuova era. Libereremo questa città e poi la Sicilia. Passiamo alla cronaca. La Guardia di Finanza di Agrigento e Palermo effettuano un sequestro di 156 immobili, 10 società per oltre 15 milioni di euro a un esponente di spicco della criminalità licatese, su disposizione del Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione antimafia e servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Agrigento e del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, nei confronti di un esponente di spicco che è la criminalità licatese, già gravato da condanna definitiva per trasferimento o fraudolento di valori e caratterizzato da una spiccata pericolosità sociale. L'attività investigativa ha permesso di svelare l'esistenza di una vera e propria holding occulta gestita dal proposto, che è risultata essere il dominus di una galassia societaria fittiziamente intestata a una rete di 22 prestanomi tra familiari, soggetti compiacenti, allo scopo di schermare i propri asset da possibili misure di aggressione del proprio patrimonio. Il provvedimento di sequestro oggi scaturisce da una complessa analisi patrimoniale che ha dimostrato una marcata sproporzione tra gli investimenti effettuati e le risorse dichiarate. Il Tribunale di Palermo, accogliendo la richiesta formulata
sulla scorta delle risultanze investigative acquisite dal Corpo della Procura della Repubblica, ha disposto il blocco di un patrimonio valutato complessivamente oltre 15 milioni di euro, costituito da 10 società operanti nel settore, tra cui agroalimentare, trasporti e imballaggi, 156 unità immobiliari ubicate ad Agrigento, Licata, Palma di Montechiaro, Aragona, Ravanusa, Ribera e Butera, 32 auto tra auto e veicoli commerciali e 26 rapporti bancari e finanziari. L'operazione conferma ulteriormente l'impegno della Guardia di Finanza nello sviluppo di indagini delegate dall'autorità giudiziaria mirate a contrastare l'accumulo di ricchezze di origine illegale, con il duplice fine di colpire le organizzazioni criminali incidendo direttamente sui patrimoni illecitamente prodotti e tutelare l'economia sana delle infiltrazioni della criminalità che ledono gli imprenditori onesti e la concorrenza del mercato. Il provvedimento è stato disposto in attesa del contraddittorio che avrà luogo nell'ambito dell'udienza fissata davanti al Tribunale di Palermo. Linea della regia per la pubblicità. Continuiamo con la cronaca. Serrati i controlli della Polizia di Stato durante questo periodo di festività in ragione della previsione di maggiori spostamenti al fine di garantire la sicurezza sulle strade dell'Agrigentino e Servizio. Nel corso dell'ultimo fine settimana la sezione della Polizia Stradale di Agrigento ha intensificato i controlli sulle principali arterie del territorio e nei luoghi della movida, nell'ambito dei servizi disposti dal Ministero dell'Interno per contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'attività è stata svolta mediante l'impiego di specifici dispositivi per l'accertamento delle condizioni psicofisiche dei conducenti, con particolare attenzione alle fasce orarie serali e notturne. Il bilancio dei controlli ha evidenziato una situazione tutt'altro che trascurabile. Le pattuglie, composte da personale altamente formato e preparato, pur controllando soltanto 15 persone, hanno elevato ben 5 contesti per guida in stato di ebbrezza, 3 per guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, ritirato 6 patenti e deferito all'autorità giudiziaria 4 persone. A riprova dell'alta casistica tra i controllati, 2 soggetti sono risultati positivi sia agli accertamenti per la guida in stato di ebbrezza alcolica sia ai test di screening per l'uso di sostanze stupefacenti. Nello specifico, a seguito di un incidente stradale rilevato dagli operatori, il conducente ritenuto responsabile è stato denunciato per entrambe le fattispecie, a riprova della pericolosità che l'alterazione psicofisica alla guida comporta per la sicurezza della circolazione. Nel corso delle operazioni sono stati effettuati sequestri di autoveicoli, disposto un fermo amministrativo, mentre una persona è stata segnalata alla competente autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale con contestuale sequestro della stessa. L'attività rientra nella più ampia strategia di prevenzione e repressione dei comportamenti di guida pericolosi, con l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade. I controlli specifici proseguiranno nei prossimi fine settimana. Si reca al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata, dove poco prima era arrivata la figlia rimasta coinvolta in un incidente stradale. Lungo la strada statale 115, in evidente stato di agitazione, avrebbe dapprima colpito con diversi pugni l'ambulanza utilizzata per il trasporto della figlia. Successivamente si sarebbe diretto verso i locali interni della struttura sanitaria, dove avrebbe anche infranto il vetro della porta di accesso all'area di accettazione e triage, creando movimenti di tensione tra il personale sanitario e gli utenti presenti. I carabinieri della sezione della compagnia di Licata hanno arrestato un 51enne ritenuto responsabile dei reati di danneggiamento aggravato alla struttura sanitaria
Interruzione di pubblico servizio. I militari hanno ricostruito la vicenda anche attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza dell'ospedale. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha così consentito di bloccare l'uomo, ripristinando le condizioni di sicurezza all'interno dell'ospedale, permettendo la regolare prosecuzione delle attività sanitarie. L'arrestato, su disposizione della Procura di Agrigento, è stato inizialmente sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, all'esito del quale il GIP ha confermato la medesima misura cautelare. Rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, e per queste ipotesi di reato i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 42 anni di Casteltermini. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe aggredito un minorenne in via Caduti delle Miniere, impossessandosi del ciclomotore sul quale il giovane si trovava, per poi allontanarsi a bordo del mezzo. L'immediata attivazione delle ricerche ha consentito ai militari di rintracciarlo poco dopo presso la propria abitazione. All'arrivo dei carabinieri il 42enne si trovava sul tetto dello stabile in evidente stato di alterazione psicofisica, manifestando intenti anticonservativi e minacciando di lanciarsi nel vuoto. La situazione, molto delicata, è stata gestita dai carabinieri con prontezza e professionalità attraverso un'attività di mediazione che ha permesso di convincere l'uomo a desistere dal gesto. Una volta riportata la situazione in condizioni di sicurezza, l'uomo ha opposto resistenza ai militari, che sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto, evitando ulteriori conseguenze per se stesso e per le persone presenti. A partire dal prossimo 9 maggio, a seguito della cessazione dello stato di emergenza idrica, l'AICA ha disposto nuove modalità operative per il servizio di approvvigionamento idrico tramite le autobotti, rivolte a tutte le utenze della provincia di Agrigento. L'obiettivo, si legge in una nota stampa di AICA, è garantire un servizio più efficiente, trasparente e controllato, assicurando continuità nell'erogazione dell'acqua anche in situazioni di disservizio. Il servizio sarà gestito esclusivamente tramite operatori autorizzati iscritti in un elenco ufficiale aggiornata dall'AICA a garanzia della qualità e della sicurezza della fornitura. In caso di mancanza d'acqua, gli utenti potranno effettuare una segnalazione tramite il web oppure attraverso una linea telefonica dedicata. Per le utenze servite da acquedotto il costo del trasporto è a carico di AICA. L'utente paga solo l'acqua in bolletta. Per le utenze invece non servite da acquedotto ma con contratto attivo, sia il costo dell'acqua che del trasporto saranno addebitati in bolletta. In nessun caso, prosegue la nota, è previsto il pagamento diretto al trasportatore. E sono stati sorpresi durante un controllo mentre erano intenti a rifornire mediante un'autobotte la cisterna di un'abitazione privata. I successivi accertamenti investigativi hanno permesso di appurare che l'acqua distribuita veniva prelevata da un pozzo situato all'interno di un terreno di proprietà degli stessi soggetti, in assenza delle necessarie autorizzazioni e soprattutto dei previsti controlli sanitari atti a garantire la potabilità. I carabinieri di Favara hanno così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento 2 persone per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive. Nell'ambito dell'attività, i carabinieri hanno inoltre proceduto al sequestro dei pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idrico e dell'autobotte impiegata per il trasporto e la distribuzione dell'acqua. A Palermo, nella sede dell'ANCE, un focus sul codice dei contratti pubblici. Imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti si sono incontrati per analizzare le principali criticità e individuare le soluzioni operative. Il servizio dei colleghi di Palermo. Qual è l'obiettivo principale dell'incontro di oggi sul codice dei contratti? Oggi non è un convegno, come si è potuto capire, è semplicemente una giornata di studio, un incontro tra imprese, pubbliche amministrazioni
operatori economici, progettisti, serve per mettere sempre a risalto dei punti che sono sempre discordanti. In un momento in cui i lavori pubblici ce ne sono tantissimi, c'è tantissimo contenzioso, questo spesso e volentieri serve pure per fare formazione a tutte le parti, per evitare, quindi per fare in modo che questi lavori si completino nel minor tempo possibile. Ecco, la revisione dei prezzi è ancora una criticità nel settore edile, nei cantieri? Ma assolutamente oggi è il tema, perché con questa crisi che c'è, c'è un aumento dei prezzi generalizzato anche in forma speculativa, e quindi si sta cercando in tutti i modi, sia a livello ministeriale sia anche a livello locale, di fare in modo di abbassare questo impatto alle imprese che potrebbe essere devastante. Come si possono aiutare le imprese in un periodo del genere? Attraverso il meccanismo della revisione prezzi, attraverso anche un costo inferiore sul costo del lavoro con l'utilizzo della messa in campo delle casse edili. È un meccanismo un po' complesso, però diciamo che il nostro mondo sta cercando in tutti i modi di fare fronte per aiutare le imprese a superare questo momento veramente delicato. Le criticità maggiormente segnalate dalle imprese stanno riguardando soprattutto il settore del subappalto e il sistema di qualificazione delle stesse, che a seguito delle modifiche introdotte dal legislatore con il correttivo al codice degli appalti sta limitando notevolmente la partecipazione e la necessità di ricorrere sempre più bensì a un sistema qualificato dei subappaltatori, ma che viene meno rispetto alle esigenze del mercato. Quindi oggi siamo qui in ANCE per parlare, stiamo trovando una certa risposta anche da parte delle amministrazioni per venire incontro anche ad altri temi che possono essere l'avvalimento, la revisione prezzi e altri argomenti di qualificazione nel settore dei pubblici appalti. I criteri di aggiudicazione sono efficaci nel garantire qualità e soprattutto trasparenza? Sì, i criteri di aggiudicazione sono efficaci, benché il codice degli appalti preveda 3 criteri di aggiudicazione. L'ingegnere Tumminello, che è stato nostro ospite qui in ANCE Palermo, che rappresenta il commissario straordinario al dissesto idrogeologico, ahimè è solo una delle poche stazioni appaltanti a utilizzare il criterio C, uno dei criteri che tende a cambiare il ribasso e quindi a ottenere un'opera efficiente e di qualità anche a un minor prezzo. Il subappalto oggi funziona davvero oppure crea delle difficoltà? Il subappalto funziona, è sempre più una forma di cooperazione tra noi imprese, però come dicevo prima le difficoltà che riscontriamo è nel trovare subappaltatori qualificati, che il nuovo codice ahimè ha previsto tutte le categorie a qualificazione obbligatoria. Le attuali regole sulla qualificazione per le gare sono un ostacolo o sono una garanzia? Ma tutto passa da un giusto compromesso, un equilibrio che deve essere trovato tra la possibilità della stazione appaltante di favorire l'accesso concorrenziale dalla parte dell'impresa al mercato e dall'altro di selezionare il giusto aggiudicatario con criteri e requisiti che ovviamente non premiano solamente pochi ma che siano accessibili a tutti. Quindi è tutta una questione di trovare un giusto equilibrio ed evitare comportamenti abnormi, illogici, come ci dice la giurisprudenza amministrativa, che consentono effettivamente di poter competere e di poter aggiudicare una gara pubblica. La Fondazione Teatro Luigi Pirandello ha individuato il nuovo direttore generale. Si tratta della dottoressa Alessandra Fiaccabrino, professionista con consolidata esperienza in ambito economico, gestionale e amministrativo. Il servizio. La Fondazione del Teatro Luigi Pirandello ha individuato il nuovo direttore generale. Si tratta della dottoressa Alessandra Fiaccabrino, professionista con consolidata esperienza in ambito economico, gestionale e amministrativo, già iscritta all'albo di dottori commercialisti e dei revisori legali con incarichi in vari enti pubblici e organismi di controllo. Una scelta maturata al termine della procedura di manifestazione di interesse che ha visto arrivare numerose candidature. Tra le tante pervenute, ha sottolineato il presidente Alessandro Patti, abbiamo individuato un profilo che per competenze ed esperienze rappresenta un deciso cambio di passo per la Fondazione del Teatro Pirandello. Il curriculum della dottoressa Fiaccabrino offre garanzie di solidità e rigore in una fase che richiede scelte chiare e una guida autorevole. L'obiettivo è rafforzare l'organizzazione imprimendo una nuova direzione sul piano gestionale, assicurando una piena continuità agli impegni assunti, portando a compimento una stagione che ha ottenuto importanti riscontri da parte del pubblico e della critica.
La nomina arriva in un momento delicato ma strategico per la Fondazione del Teatro, chiamata a consolidare il proprio percorso amministrativo, dando continuità alla programmazione artistica già avviata. L'ingresso della nuova direzione generale punterà a rafforzare l'organizzazione interna, con particolare attenzione alla gestione economico-finanziaria e al rispetto degli obiettivi fissati. Nei prossimi giorni saranno definiti i primi passaggi operativi e il piano di lavoro che accompagnerà la Fondazione del Teatro Pirandello nella fase conclusiva della stagione e in vista anche della programmazione futura. Giustizia riparativa, memoria, opportunità, prospettive, questo è il titolo del convegno che si è svolto oggi all'Assemblea regionale siciliana, promossa dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Palermo. L'obiettivo è andare oltre la dimensione punitiva della pena e aprire spazi concreti di responsabilità e ricostruzione. Da Palermo i colleghi. Il Comune di Palermo oggi promuove un convegno sulla giustizia riparativa. Perché? Perché fa il punto di un percorso che è iniziato insieme all'università, che è iniziato insieme al Tribunale di Palermo e che si è concretizzato in una struttura che sta dentro l'organizzazione comunale, che è una struttura di mediazione e che quindi concorre all'affermazione della giustizia attraverso modelli di mediazione, e in questo segmento la giustizia reparativa, diciamo, si impone come un nuovo modello di conciliazione tra l'offensore e la vittima, ma soprattutto anche come un modello alternativo al senso e al significato della pena detentiva. L'obiettivo primario è quello di fare cultura di questa nuova forma di cultura sociale, perché non solo si fa un'azione diretta tra le persone, la vittima e il reo, colui che ha offeso, ma si fa un importante lavoro sociale. La nostra unità operativa è accreditata col Ministero, con l'assoluta collaborazione con altre istituzioni, con l'UEPE, con l'università con cui abbiamo stilato un protocollo d'intesa. Adesso stiamo cercando di radicarci sempre più nel tessuto sociale. Qual è il ruolo dell'università? L'università, non solo quella di Palermo, ma in tutta Italia e nel mondo la cultura della giustizia riparativa è stata portata avanti dagli studiosi. Oggi ne abbiamo uno ospite prestigiosissimo come Adolfo Ceretti. Poi più tecnicamente adesso noi abbiamo la responsabilità dell'attività formativa, perché per far tornare a dialogare autore del reato e vittima del reato occorrono bravi mediatori, bravi operatori, e noi ci occupiamo di loro. Passo in avanti in termini di civiltà, perché è un sistema che non si proietta solo sulla repressione, ma che tiene conto anche veramente delle sofferenze della vittima, cerca di costruire un riavvicinamento e anche di lenire una ferita che viene prodotta da un reato. È una prospettiva solidaristica che pone al centro la dignità della persona, quindi è un qualcosa di assolutamente prezioso e importante. Naturalmente ancora questo traguardo non è stato raggiunto nel nostro paese, bisogna lavorare molto da questo punto di vista, anche tra gli operatori del diritto, anche tra i magistrati. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Vio Sicilia alle 15 alle 20, con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono altresì visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.